era meridionale, lo pensavano in tanti, comunisti presunti, e no. È un paese l'Italia che governano loro, lo diceva mio padre che c'aveva un lavoro e credeva nei preti che chiedevano i voti anche a Dio. È un paese l'Italia dove un muro divide a metà la ricchezza più assurda dalla solita merda, coppie gay dalle coppie normali. È un paese l'Italia che rimane fra i pali come Zoff. È un paese l'Italia di ragazze stuprate dalle carezze di un branco cresciuto dentro gabbie dorate, perché è un paese l'Italia dove tutto finisce così, nelle lacrime armate che paghiamo in eterno per le mani bucate dai partiti del giorno che hanno dato all'Italia per volare nel cielo d'Europa una cazzo di misera scopa. È un paese l'Italia dove l'anima muore da un tram, nelle notti estasiate, nelle vite svuotate dalla fame di nuovi padroni. È un paese l'Italia che m'ha rotto i coglioni. Ma è un paese l'Italia che si tuffa nel mare, è una vecchia canzone che vogliamo tornare a cantare, perché se l'ignoranza non è madre di niente e ogni cosa rimane com'è. Nei tuoi sogni innocenti c'è ancora l'odore di un'Italia che aspetta la sua storia d'amore. La sua storia d'amore. La sua storia d'amore. D'amore. Buonasera, benvenuti, ciao! Ciao a tutti! Che bello tornare qui per voi in questa penultima sera da passare insieme. E in questa penultima sera sono felice, anzi sono felicissimo di passarla insieme ad Azzurra Ranieri. Buonasera Azzurra, ciao! Ciao Enrico, anch'io sono felicissima di essere qui con te. Abbiamo iniziato con un brano, È un paese l'Italia, di Marco Masini, ma di tanto tempo fa, e come dico sovente non è cambiato niente. Sembra che Marco l'abbia scritto ieri questo brano. Sì. Anzi, probabilmente secondo me anche per i prossimi anni. No, io spero che qualcosa prima o poi cambia, perché come so. dice il testo mi sembra aver rotto i coglioni. Si può dire, siamo in fascia protetta. Bip. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Richieste mandatele pure, noi le scriviamo tutte e poi a
settembre, così partiamo con tutte le vostre idee. Siamo andati fuori fuoco, aspetta un attimo che torneremo forse a fuoco, vabbè, io faccio che inquadrare te Azzurra, così la telecamera va a fuoco e diamo il benvenuto a tutti loro con un super brano di Laura Pausini. Azzurra! Di questo brano a me piace tantissimo quella parte dove la Pausini dice benvenuto ad un musicista, alla sua canzone, agli accordi che poi diventano i miei, perché noi ci emozioniamo per qualcosa che ha scritto qualcun altro e a volte ciò che scrive qualcun altro non si sa il perché
e descrive esattamente dei momenti della tua vita. L'amore è bellissimo, però non è tutto uguale, quindi non è poi mica così facile entrare nelle corde così. Azzurra, e allora ricordiamo il gioco che tra un po' giochiamo, e fra due canzoni giochiamo, ma ricordiamo il numero di telefono che è il 378 4080 506 per portarvi a casa uno dei nostri 5 fantastici premi. Partiamo con il buono ristorante Rabezzana del valore di 50, il premio sorpresa che pensa che in 2 puntate mi hanno portato via le infradito e la maglietta di Casa Peiretti, quindi il premio sorpresa sarà cambiato all'interno dello zaino, non si sa. Buono formaggi del valore di 20, buono carburante del valore di 10 e la spilletta, ma attenzione alle faccine rosse. Tra un po' giocheremo, mi raccomando, tenete pronto il cellulare in mano, quasi già potete comporre il numero, ma adesso amami, amami. Sulle mani a casa tutti! Se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami. E io mai mi abituerò alla tua voce, ai tuoi atti, contro la nostra volontà. Adesso è subito, amami, 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 imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, incominciando da qui. Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione, pietà, semplicemente così. Se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarai, tra chi rinuncia e chi ti abbraccia, chi non capisce come sei. Pericolosa azzurra mia, sono un pericolo per te. Se fosse affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Si balla anche a casa! Tutti con noi! Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. 3 48 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste e saluti, soprattutto saluti perché abbiamo ancora questa sera e domani chiudiamo la 5ª stagione. Pensa a te, Azzurra, pensa a te se nel 2020 mi avessero detto che io per 6 anni facevo televisione tutte le sere, avrei detto ma no, è impossibile, è proprio impossibile, non saprei minimamente come iniziare, come fare. Invece siamo arrivati alla fine del 5º anno consecutivo, o 6º, se Giuliano mi può dare una mano. 2020, fatto 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26 e poi ci sarà la 26, 26, 5 anni. 5 anni e entriamo nel 6. Guarda che stanno già iniziando a telefonare, ma subito dopo il prossimo brano giochiamo perché arriva
e la dedico, questa canzone, il titolo di questa canzone lo dedico all'idea che abbiamo avuto insieme a Rete 7 di fare questa trasmissione, perché fu allora e tutt'oggi lo è una idea pazza come la Bertè. Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza. Amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco. Ok, ti capisco, se anche te ne andrai da me. Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Adesso vado dritta ad ogni video. Va bene, sono pazza che c'è. Io sono pazza di me e voglio gridare ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola. E sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dico non basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Io cammino nella giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vite. Non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. E se in giro è tutto manicomio, io sono la più pazza che c'è. Io sono pazza di me e voglio gridare ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola. E sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dico non basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse io sono pazza di me e voglio gridare ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola. E sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dico non basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Questa è una canzone che doveva vincerlo quel Sanremo, doveva vincerlo, tutto l'Ariston avrebbe voluto questa grande vittoria, e invece no, perché non è mai la canzone che piace, che poi vince Sanremo, successo raramente nel corso di tutti gli anni, tra polemiche. D'altra parte Sanremo è anche per questo. Andiamo a giocare un po', Azzurra, cosa ne dici? Allora accendiamo il microfono del telefono, prepariamo la lista delle canzoni misteriose questa sera. È pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Domenico da Castiglione Torinese. Buonasera Domenico, questa sera dobbiamo farcela Domenico, Sì, mi raccomando, io credo in te, sei pronto? Sono pronto, 15. Subito così, 15. Esperto Sì. Domenico. Ok, allora questi sono Domenico, i tuoi 15 secondi, in bocca al lupo, eccolo! Domenico, si può fare? Mi senti? Domenico, ci sei ancora? Domenico, pronto? Domenico, data giù la linea. Pure lo vedo ancora, in onda. No, Domenico, no, perché hai messo giù? Sarà Perché? caduta. Oh, ma che secondo me la sapeva pure. Era Anche facilissima, perché famosissima. era facilissima, vabbè. Pronto, chi sei da dove?
Ciao, sono Giovanni da Carignano. Uela, ciao Giovanni da Carignano. Giovanni da Carignano, sei pronto? Ma prima di andare a scegliere le buste, devi indovinare la canzone. Se provi a indovinarla con 5 ci riesci, hai 2 possibilità. Se provi a indovinarla con 15 e sei bravo e ci riesci, ne hai una sola. 5 o 15? Facciamo 15. E allora questi sono i tuoi 15 secondi. Eccolo. Dimmi di sì, dimmi che sai il titolo. Sì, lo so. Qual è? L'anno che verrà. Di Lucio Dalla. Bravo. Daniele, giusto? Giovanni. Non ti ha mai chiamato nessuno Daniele? No, Allora- però il giorno del mio compleanno è San Daniele, quindi va bene lo stesso. Giovanni, dalla 1 alla 10, quale busta vogliamo aprire? Con cosa iniziamo questa sera? Vai Giovanni. Dai, proviamo la 10, dai. Ah, subito così, con la 10, l'ultima. Giovanni, vediamo un po' Dobbiamo Giovanni. sbancare Casa Peiretti gli ultimi 2 giorni. Giovanni, chi ben comincia è a metà dell'opera, dicono. Speriamo. Dicono. Tra tutti i 5 premi, quale vorresti? Dal buono, la sorpresa, il buono Forse il buono ristorante. buono ristorante. Dai. Hai vinto il buono ristorante! Ma Come? bravo! Che inizio! Ma questa vero? sera! Ma sì, eccolo qui. Bravo Giovanni! Madonna mia, visto? Bravo, mi Bravo. fa piacere. Chi ci Oh. porti a cena? Esatto, Grande. chi vuoi portare a cena? Porto a cena mia moglie, dai. Bravo, come si chiama tua moglie? Manuela. Ciao Manuela, un saluto a Manuela. Bravo Giovanni, però attenzione Giovanni, attenzione, devi mandarmi un messaggio al 348 80 40 254. Questo numero con nome, cognome e cosa hai vinto. Ok, va bene. Va bene, grazie, buona serata, ciao! Grazie mille anche a te. Ciao, grazie, ciao. Che inizio Proprio di abbiamo iniziato col serata, botto. la busta numero 10, papà, ma che bello. 378 40 80 506, vediamo se c'è qualcuno. Io lo so che poi a casa quando prendono il primo premio dicono no, avrei scelto anch'io la 10, la canzone la sapevo, ma non hai telefonato, quindi pronto, chi sei e da dove? Ma viene fredda! Cosa viene fredda? Che cosa viene fredda? La pasta, la minestra? Pronto? Sono Mimmo. Mimmo, non posso... Ma cos'è che veniva fredda, Mimmo? Cos'è che veniva fredda? L'acqua quando si fa la doccia. Perché mi stai telefonando dalla doccia? No. Ok. Timido. Va bene, Mimmo, sei pronto? 5-15. 15 Enrico, grazie. Forza Mimmo, eccoteli. Mimmo, si può fare alla grande, eh? Aspetta. Sì, dai, questa sera ce l'hai, questa sera ce La l'hai. Manoia. Bravo, con Tito. Le donne. No, non proprio solo le donne, no, perché ci sono tante donne parlano e a volte però non vogliono dire niente, quindi il titolo è... Le donne parlano. No. È quello che le donne non dicono, Mimmo. Vabbè, dai, grazie. Mi ha suggerito mia figlia Giada, però non gli veniva il titolo. Vabbè, però ci siete arrivati abbastanza vicino. Grazie Mimmo, ci sentiamo domani sera. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao. Azzurra, ciao, un abbraccione. Mimmo, ciao. E ieri ho indovinato, poi ho beccato la faccina rossa, Mimmo, perché poi mi incontrano per strada, ma Mimmo, quando è che vincerà? Non si sa, prima o poi Mimmo vincerà, ne sono convinto, Domani, perché l'ultimo tutto il giorno, Piemonte dai. tifa per Mimmo. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, Luca Daniela. Dovevo chiudere alla grande con Luca e Daniela da Ceva. Ciao ragazzi, buonasera, siete pronti a giocare con me? Va, andiamo. 5-15.
Vabbè, 15 dai. Va bene, mi sa che dalla prossima stagione il 5 lo tolgo perché non piace così tanto, però il 5 dà 2 scelte. Quindi... Ma perché Daniela mi si spaventa, io giocherei sempre sul 5 perché sono per lo spettacolo, ma io ascolto sempre mia moglie perché sono un bravo marito. Ecco, amici a casa, prendete esempio da loro, da cosa ha detto Luca adesso. Ok, hai detto 15 comunque. Questi sono 15. I tuoi 15 secondi, eccoli. Arrivano, Vasco. Voglio trovare senso. Sì! Vasco. Sì! Ok. Il titolo? Un senso, ok. Sì, un senso, bravo! Che soddisfazione! Che soddisfazione! Adesso però Luca, sceglimi la busta giusta. Non prendere la faccina, dai. Siamo iniziati. Proviamo il 4. Oh, vediamo subito. Oh, vediamo. Sbirciamo un po'. Stasera non vogliamo faccine rosse. Non vogliamo faccine Niente. rosse, assolutamente, perché hanno vinto 10 euro di benzina. Offerti così da Casa Piretti. Bravi. Oh, questa sera godiamo alla grande. Bravi ragazzi. Ciao Enrico, buona serata. Ciao. E 2 premi sono andati via. Si sente che siamo in area di vacanza, si è diventato più buono. No, ma comunque in queste ultime puntate stanno svaccando, stanno vincendo tutto. Invece per un mese, la settimana prima Ninni. L'ultima telefonata di questa sera. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Katia da Casalgrasso. Ciao Azzurra. Katia da Casalgrasso, ciao. Dimmi se provi con 5 o provi con 15. 15. Vai, 15 secondi per te. Eccoli. Sì. Eccoli. Ok. Inconfondibile questa canzone dal titolo? Sì. Oddio, mi sembra il titolo di un cartone animato. Prova! Kiss Me Licia. Sì! Ah, che serata! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Quale? Prendi un premio. Aspetta che mi consulto col mio mitico Oscar che è qua, che si sta sì, è Azzurra. Ci dice qualcosa. Vai Oscar, vediamo un po'. Allora, mi dice, Oscar, dillo tu, numero 2. Ok. Sarebbe numero 2. Sarebbe bellissimo. Vada come deve, va lo stesso. Già siamo stati contenti di prendere la linea e di giocare con voi, che anche in estate ci fate compagnia. Brava, sempre tutte le sere dalle 20 alle 21 e arriva a Casalgrasso la spilletta di Casa Piretti. 3 premi! Bravi, grazie. Grazie di cuore, ciao. Che bello, ciao, grazie. Grazie, buona estate, ciao, grazie, ciao Azzurra, ciao. Oh, che serata amici. Adesso però pubblicità, poi torniamo a cantare per voi, a giocare insieme e leggere tutti i vostri messaggi, ma fine primo tempo.
lentamente ormai si annodano, ma questa sera sai, tira un vento inarrestabile e la passione che ci travolge in pochi istanti, poi come un gioco inevitabile cado nel tuo sguardo languido, ecco l'onda arriva e noi siamo come naufraghi, bagnati, storditi, sbattuti qua e là, e ci prende un vortice, i corpi si intrecciano e il futuro è un vascello in tempesta, chissà, chissà dove va. Ti prenderò, dovesse costarmi l'unica cosa che ho. Ti prenderò, di notte e di giorno anche se tu dirai di no. Ti prenderò, una grande passione bruciante, rovente vivrò. Ti prenderò, dovesse costarmi l'unica cosa che ho. Ti prenderò, ti prenderò, ti prenderò. Adriano Celentano per voi. E adesso alla voce Azzurra Ranieri con un brano di Marcella Bella, Nell'aria. Ah,
Che bella questa canzone! Nell'aria. Adesso, mia cara Azzurra Ranieri, ti faccio lanciare a te la pubblicità. Vai. Che la pubblicità. Così. Va bene. E subito dopo andiamo a leggere E sopra dopo i messaggi, i vostri messaggi. Dopo. 15 piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se soltanto un altro stupido. Sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi. Sopra i soldi già spesi. Colazioni francesi. Con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Non dovrei dirti che ho visto lei. Bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a lui. Mon amore, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade sera. Lei piace sia a me che a te. Ho visto lei, che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a lei. Mon amore, ma chi baci tu? Sperata e anche leggera, vengo per rubarti la cena. Ehi garçon, un'idea. Lei un movimento tecnico, lui un sorso con l'arsenico. Io rimango sola come minimo. Sexy boy, allora io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi. Sopra i soldi già spesi. Colazioni francesi. Con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Non dovrei dirti che ho visto lei, che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a lei. Mon amore, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade sera. Lei piace sia a me che a te. Ho visto lei, che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a lei. Mon amore, ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la cena. Hey garçon, un'idea. Ho visto lei che bacia a lui, lei che bacia a lui. Lei che bacia a lui, lei che bacia a lui. Non dovrei dirti che ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a lei. Mon amore, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade sera. Lei piace sia a me che a te. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a lei. Mon amore, ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la cena. Hey garçon, un'idea. Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la cena. Hey garçon, un'idea. Ehi garçon, andiamo a leggere i messaggion. Arrivano i messaggi di questa sera. Vai Paolino, vai. Vediamo un po' cosa ha scritto, chi ha scritto. Partiamo dal primo, come sempre. Vai Paolino. Buone vacanze Enrico, a settembre. Oh, ciao Dani, abbiamo ancora la puntata di domani, domani con Papillon, Claudio Jackie Music. Quindi preparatevi, sarà un bel addio. Prima di scioglierci del tutto, un grande abbraccio al mitico Enrico. E Alfonsine Germano, sì, fa caldo. Fa caldo anche in quel di Luserna San Giovanni. Grazie di questa foto, grazie. Ciao Enrico, ciao Azzurra, anche stasera siete stati fantastici. Una fantastica compagnia. Un affettuoso saluto da Stefania da Rondissone. Ciao! Grazie Stefi. Siamo purtroppo ai saluti, vi aspettiamo a settembre sempre con voi nella speranza di incontrarvi in qualche appuntamento di agosto. Piccolina, Dino e Patrizia, dimenticavo. Grazie. Wow, che bello questo messaggio. Ciao piccolina, ciao Dino e Patrizia. E sottolineo che bella che è Azzurra, lo sottolineiamo. Ciao Casaperetti, buona serata. Pronti a seguirvi Michela da Torino. Grazie ciao Michi. Michela. Grazie.
Ciao Enrico, puoi cantare con Azzurra una canzone di Zucchero Fornaciari? Grazie, complimenti a voi a settembre. A settembre volentieri, dai. Sicuro. A settembre mettiamo anche in programma Ce lo Zucchero segniamo. Fornaciari. Ciao Enrico, questi sono Andrea e Francesco, che non sono stata io ad adottarli, ma loro hanno adottato me e sono entrati a far parte della nostra stramba famiglia. Potresti per favore dirgli che Noah e tutti noi li amoriamo parecchio? Detto da te in TV sarebbe una sorpresa enorme. Grazie e buone vacanze. Azzurra, ti aspettiamo a settembre. Lo dice Titti, vabbè ragazzi. Grazie Titti. Cosa aggiungere a questo messaggio? Niente, perché questo messaggio vuol dire amore. La foto dice tutto. Grazie Titti. Ciao ragazzi, ciao Andrea, ciao Francesco. Bravissimo Enrico, inizio stupendo. Ciao da Maddalena. È una canzone che a me piace, non sono mai riuscito a interpretarla, a farla in Casa Benedetti, non mi chiedete perché, non lo so, ma stasera volevo proprio cantare per voi questo brano e iniziare così. Brava Azzurra, ciao Enrico, ciao Elena! Ciao Elena! Ciao! Ciao Casaperetti, ciao Enrico, buona serata, un saluto anche alla grande Azzurra da Gianni da Torino, ciao, grazie. Gianni c'è, Grazie, Gianni. Ciao Gianni! La luna ieri sera dal Bissola, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Bellissima. Che bello vedere il mare, io lo vedrò tra un po', dal 12 di agosto in poi. Se vi trovate dalle parti di Mentone, in Francia, in Costa Azzurra, scrivetemi che ci prendiamo un caffè, va bene? Tutti voi all'ascolto, Mentone, fino a fine mese sono lì. Bravo Enrico, hai spaccato con la canzone iniziale di Masini, bravissima Azzurra, complimenti. Ciao da Alessandra di Torino, ciao Alessandra, grazie. Troppo buoni, e bravo Masini, ha scritto una grande cosa. Ci mancherai un sacco Enrico, torna presto, un abbraccio da Simona, Sergio e Stella da Torino. Ciao Simona, ciao Sergio, ciao Stella, ma ci vediamo ancora domani sera per un gran finale. Possono rivedere le puntate su YouTube. Brava Azzurra, ci sono tutte, anche quando ero piccolino. Quando eravamo giovani senza rughe. Lascia stare. Ciao Enrico, ciao Azzurra, bravissimi come sempre. Se possibile vorrei ascoltare Sotto le lenzuola di Celentano. Un abbraccio a Massimo da Venaria. Perché no, a settembre anche questa andremo a cantarti anche Sotto le lenzuola. Ciao Enrico, ciao Azzurra, finalmente le 20 anche oggi. Peccato che manchi poco alle vacanze, ma parliamone di questo messaggio, peccato. Fa tutto un vino così tutto l'anno, quindi vabbè, ci sta, sono meritate. Peccato che manchi poco alle vacanze, però ti capisco, perché poi dopo 2 giorni mi mancate tantissimo tutti. Ma tanto so che a settembre ci rivediamo. Un abbraccio da Roby75, ma lo sapete come si chiama il più grande cantante neomelodica della Liguria? Gigi D'Alassio. Mannaggia voi. Mannaggia la mia grande famiglia artistica. Buonasera Casa Peretti, siamo vicini alle ferie, poi ci si rivede a settembre più carichi che mai con tante nuove cose. Un saluto da James e Alice da Polonghera. Ciao James, ciao Alice, ciao Polonghera. Ciao Enrico, ciao Azzurra. Milena, ciao Milena, grazie. E poi che abbiamo? Buonasera Enrico, buonasera Azzurra. Rispetto alla prima canzone sono d'accordo che l'Italia cambierà. Spero solo che non cambi in peggio. Un bacione da Intra, dal vostro... Ma come fa a cambiare in peggio, Marco? Spiegami un'idea, una tua idea. Ma come fa a cambiare in peggio di così? In peggio di così non si può. Si può. Dici non che c'è mai fino al peggio. Ma raschiamo il fondo, raschiamo con la pala. Mitici, come farò senza di voi Casa Peretti? Ma sì, ci rivedremo a settembre. Ciao Cinzia da Carignano, ciao Cinzia. Ciao. Tutte le puntate su YouTube ti puoi riguardare. Certo, tutte. Ciao Azzurra, saluti da Manta, un abbraccio, lo dice Nadia. Grazie Nadia, baci. Grazie Nadia. Ciao Enrico, anche in versione estiva Azzurra sei sempre la mia maestra. Buone vacanze a tutti da Oscar. Oh, ciao, che bello, Oscar. che bello questo messaggino, tanto di cuoricino ad Oscar. Ti porto la spilletta. Ah, è lui. Brava Azzurra, bravo Enrico, un bacione da Daniele Luca da Ceva. Ciao Daniela, ciao Luca, grazie. Ciao, grazie, anche loro hanno vinto oggi, bene, che bello. Poi che abbiamo? Aspettando che andiate in vacanza. Vi auguro ancora buona serata. Ciao Lilli da Rora. Ciao Lilli, grazie Lilli. Sì, però lui va in vacanza, io sto qua. Sì, no. Un bel po', Ma io vado in vacanza il 12 d'agosto, che poi ho tante serate la prossima settimana, venitemi a sentire dal vivo. Ciao Enrico, anche Azzurra ne ha tante serate, andatela a sentire dal vivo. Ciao Enrico, ciao Azzurra, grazie per la compagnia, la splendida musica, buone vacanze. Monica e Gil. Ciao. Eccoli. Ciao Gil.
Ciao Monica. Luciano Di Brandizzo ci scrive: buona serata Casa Peretti, mi dispiace che per un mese non ci sarete più con la vostra fantastica trasmissione. Dalle 20 alle 21 saranno sicuramente serate vuote. Tornate presto, grazie Enrico. Però così mi fate emozionare, ragazzi, mi fate commuovere, perché io provo la stessa cosa. Mi mancherete tutti tanto, ma ne parliamo domani sera. Domani sera l'ultima puntata. No, Azzurra, sei bravissima, bellissima. No, domani sera. Un bacio grande. No, ripeti, non l'ho letto, regia. C'era bravissima e bellissima. Beh, salutiamo Lori di Brandis. Buonasera, devo dire che gli ospiti sono tutti eccezionali. Nel frattempo salutiamo Flavio da Ceva, comunque stupenda, grazie. Adesso andiamo avanti perché manca pochissimo, mancano pochi secondi. Voglio leggere tutti i messaggi questa sera. Mandi. Ciao Enrico, ciao Azzurra, potete salutare Sauro che vi sta guardando. Ciao Sauro, grazie. Ragazzi, grazie di cuore a tutti voi. Azzurra, sei stata fantastica. Grazie. Sei stata una grande novità in questa ultima parte di stagione. Abbiamo chiuso insieme la quinta stagione e ripartiamo insieme alla sesta. Io grazie Azzurra, ti voglio bene e voglio bene a tutti voi. Grazie Paolo in regia. Ci vediamo domani per l'ultima puntata di Casa Peretti. Ciao. Grazie a tutti, buone vacanze da parte mia.